Va ora in onda la rassegna stampa. Grazie Andrea, questa era la traccia numero 2 dall'album Io sono nato libero del Banco del Mutuo Soccorso, l'anno era il 1973. Mi pare giusto utilizzare quest'album e questa traccia quest'oggi, che è la mia ultima rassegna stampa in questo mio ultimo giorno di servizio per questa grande radio, Radio Libertà. Ed è giusto ricordare a tutti voi il valore intrinseco della libertà in un momento nel quale c'è gente che con la scusa di mettere la divisa e abbaiare ordini, o gente che senza divisa ma attraverso camariglie, servizi segreti e quant'altro cercano di uccidere la democrazia, cercano di aggirare le libertà di cui abbiamo goduto per più di 80 anni. Libertà che ci sono state regalate a prezzo di sangue da tutti quelli che, piacciono o meno, hanno combattuto perché l'Italia diventasse una repubblica, i padri costituenti che hanno scritto questa Costituzione e soprattutto tutti gli italiani per bene che sono stati vittime nel corso di questi 80 anni del terrorismo, delle stragi, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, la stazione di Bologna, che fu una strage internazionale con tutti i morti da tutto il mondo. C'è persino un giapponese morto a Bologna. I morti delle stragi di mafia, via Fani, via dei Georgofili, gli attentati degli anni 90. Noi questa Repubblica e questa libertà le abbiamo pagate a prezzo di sangue. Tra quelli che hanno pagato queste nostre libertà c'era un signore che si chiamava Aldo Moro. E Aldo Moro, che era una degna persona e un uomo per bene, soprattutto, era un uomo innamorato del senso di umanità. E allora io vi voglio leggere una cosa scritta da lui. Lo Stato democratico, lo Stato del valore umano, lo Stato fondato sul prestigio di ogni uomo, che garantisce il prestigio di ogni uomo, è uno Stato nel quale ogni azione è sottratta all'arbitrio e alla prepotenza.
in cui ogni sfera di interesse e di potere obbedisce a una rigida delimitazione di giustizia, a un criterio obiettivo e per sua natura liberatore. È uno Stato in cui lo stesso potere pubblico ha la forma, la misura e il limite della legge, e la legge, come disposizione generale, è un atto di chiarezza, è un'assunzione di responsabilità, è un impegno generale e uguale. Aldo Moro nella persona umana ci credeva e per questo è morto. E nelle sue lettere fino alla fine ha ricordato: guardate che lo Stato non può, non deve essere un leviatano, perché prima di tutto al centro c'è l'uomo, prima di tutto c'è la persona e come tale essa deve essere tutelata. Anche il giornalismo contribuisce a questi diritti e a queste libertà. Ci auguriamo che nel corso di questi 6 anni di cammino fatti insieme, insomma, anche la mia sola puerile voce, per dirla con Pierpaolo Pasolini, sia stata un contributo per questo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, venerdì 14 di agosto dell'anno del Signore 2026. Sono le 8:39 minuti e 57 secondi, cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, come sempre, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmi Varin supplita da me quest'oggi. Dalla prossima settimana non ci sarà Semmi, almeno fino a fine mese, ma ci sarà l'amico Lorenzo Grossi, il collega Lorenzo Grossi, che voglio salutare, gli faccio il mio più grande in bocca al lupo, videopillole e molto altro ancora. Allora, 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la Zap o il WhatsApp della radio, 340-670-9659 vi ripeto e ribadisco, oppure 0292947222, possibilmente attorno alle 10, perché io qualche notizia ve la vorrei dare prima di aprire il telefono. Cominciamo come sempre con le agenzie. Il delitto: giovane ucciso a Trani, fermato 17enne per omicidio volontario, scrive l'ANSA. Ancora l'ANSA, Medio Oriente, Bessent, presto adotteremo misure mai viste prima nei confronti dell'Iran. Il caso: minaccia online al sindaco di Bologna dopo il caso Fakir, 20 persone indagate. L'attentato: chiesi che sparassero alla villa di Ranucci, non una bomba, la Vitola resta in carcere, poi dice che probabilmente il Mossad voleva fare fuori Ranucci, se non ci infilano dentro Israele è un complotto demopluto giudaico massonico, diceva uno, non sono mai contenti. A Misrael Kai, Israele vive, forza Israele. Recuperate che sei l'unico baluardo contro la barbarie e contro il terrorismo assassino islamista dell'Islam politico di Hamas e dell'Iran, che è il loro finanziatore. Questo non dimenticatevelo. Recuperate a San Paolo 8 incisioni di Matisse rubate nel 2025. Le opere appartengono alla serie Jazz, sottratte nell'ultimo giorno di una mostra. Il loro valore supera i 160.000 euro. Ogni tanto una buona notizia, come vedete. Trump dà il via libera alle aziende USA di compiere cyberattacchi contro gli hacker. La misura avvicina gli Stati Uniti a paesi come Cina e Russia. A Sant'Angelo di Brolo, in provincia di Messina, malore per Gabbani, stop al concerto, poi rassicura tutti, meno male. Summit tra Cardinale Amorim, mezzo Milan in vendita, da Tomori a Nkunku, tanti gli esuberi che bloccano le entrate. Noi invece molto più modestamente seguiamo la preparazione della nuova Vibonese che giocherà anche quest'anno in Serie D Girone I. Speriamo di conquistare la Serie C, diamocelo questo obiettivo. Poi, prima o poi vedremo anche la Vibonese in Champions League, forse quando avrò 80 anni, non lo so, ma ci possiamo anche credere. No, vediamo subito la notizia di Trani. Giovane ucciso a Trani, fermato 17enne per omicidio volontario. Il minore ha confessato, ha colpito la vittima con 3 fendenti alla schiena. È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria,
morto ieri dopo essere stato accoltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. Secondo quanto emerso finora dalle indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari, sarebbero stati 3 i fendenti che hanno ferito alla schiena la vittima. Vorrei anche aggiungere una cosa, mi sono dimenticato prima di tutto la creanza. Buongiorno e buon lavoro al nostro Andrea in regia, che mi permette appunto di arrivare in cima all'antenna e proiettarmi fino a voi. La BBC dal vivo, le donne afghane parlano con la BBC dopo 5 anni di governo dei talebani. Dalla presa del potere nel 2021 i governanti ultraconservatori hanno severamente ristretto le libertà delle donne e delle ragazze. Ecco, di questa cosa non se ne parla più, no? Le femministe, quelle che la Shoah, l'allattamento trans, il transfemminismo, tutta questa roba qua, queste qui che praticamente sono diventate degli oggetti, ecco. Nel diritto romano lo schiavo era instrumentum vocale, cioè strumento dotato di voce. Nel mondo dei talebani la donna è solo instrumentum, è solo un oggetto che peraltro in pubblico non può, a parte il fatto che in pubblico non può andare, se ci va deve essere scortata da un maschio, ma non può usare la voce in pubblico, perché se la usa è uno strumento sessuale e di conseguenza come tale fa fare peccato e quindi deve stare zitta e muta. Ecco, ecco qua. Allora, le divisioni tra i talebani sulla distruzione delle donne, scrive la BBC, ci è stato chiaro per molto tempo che ci sono delle spaccature all'interno del governo talebano sul tema dell'educazione delle donne. A telecamere spente, molti funzionari talebani che abbiamo incontrato, inclusi i leader principali, hanno confessato che loro vorrebbero delle scuole e università nuovamente aperte per le studentesse. Ma l'emiro con base a Kandahar, o leader supremo, è rimasto intransigente nel corso degli anni e anzi ha rafforzato la sua posizione aggiungendo ulteriori restrizioni contro le donne. Non c'è stata alcuna protesta davanti ai diktat dell'emiro da parte di tutti gli altri talebani, con l'eccezione di alcune osservazioni che sono state fatte l'anno scorso dallo sceriffo, lo sceriffo non nel senso di Far West, sceriffo e sharif, titolo islamico, Mohammed Abbas Stanizai, l'ex vice ministro degli esteri talebano, che ha chiesto la riapertura delle scuole per le ragazze. Poco dopo ha dovuto lasciare il paese e da allora non sembra essere tornato in Afghanistan. Per esempio, ecco qua la testimonianza di Nori, 24 anni, che lavora in una fabbrica di marmellate a Kabul. Sono una giovane donna afghana, ho completato la mia istruzione con molte difficoltà a causa delle ostruzioni che mi sono state, degli ostacoli che mi sono stati posti dalla mia famiglia. Malgrado questi problemi non mi sono mai arresa. Ho continuato il mio percorso di istruzione e ho completato con successo il liceo. Quindi sta donna è arrivata alla maturità, a quella che per noi è l'esame di maturità. Dopo ciò sono entrata all'università e ho scelto di studiare diritto e scienze politiche perché volevo appoggiare le donne che hanno sofferto, dando loro una voce e difendendo i loro diritti. E ho continuato i miei studi con molte difficoltà perché la nostra economia di famiglia è molto povera. Ho anche chiesto in prestito del denaro per le mie spese universitarie. Per arrivare all'università dovevo viaggiare dal distretto in cui abito alla città, cosa che mi richiedeva almeno 3 ore di viaggio per arrivare all'Ateneo. Adesso, a causa del procedere del mio lavoro, mi mancano le risorse finanziarie e ho bisogno degli strumenti per poter stare in piedi da sola, così da poter aiutare le altre donne. Sfortunatamente, dopo un po' di tempo, non sono stati in grado di continuare i miei studi a causa dei cambiamenti della situazione politica in Afghanistan che ha portato alla chiusura delle università. Ecco, questo è l'Afghanistan, questo è il mondo per cui inneggiano quelli che vanno in giro fasciati nella bandiera di Hamas o come la CEI vorrebbero il Nobel per i bambini di Gaza, perché quelli morti invece nei kibbutz il 7 di ottobre sono meno bambini degli altri. Pensate per chi fa il tifo certa gente. Va bene, andiamo a vedere adesso i quotidiani. Avvenire, Quotidiano Cattolico, oggi tra l'altro è San Massimiliano Kolbe, padre Kolbe
un vero eroe. Vi ricordo che si lasciò internare e morire di fame in campo di concentramento per salvare un padre di famiglia. Questo per dire cosa fa fare l'amore per il prossimo. Domani, tra l'altro, è Ferragosto, vi voglio già augurare un ottimo Ferragosto. Allora, a venire i nuovi confini UE, infatti il governo spinge per l'applicazione delle procedure accelerate previste dal patto immigrazione, un decreto trasforma Trieste e altre 24 province in frontiere esterne dell'Europa per respingere più velocemente i migranti, Piantedosi su Schengen sospeso, vedremo. Cisgiordania, il villaggio cristiano dichiarato zona militare da Israele, si sta svuotando. Taibè, soldati nel monastero, assedio dei coloni alle famiglie. A San Vito Lo Capo, operaio e soccorritore muoiono nel depuratore. L'attentato a Ranucci, la vitola resta in cella, racconto fumoso. Il trappellone del palio, turba i senesi il volto androgino della Madonna, perché domani c'è il palio di metà agosto. Parla la regista Medalia, non più bambini ma lo erano, la protesta israeliana per Gaza. Bene, anche i bambini, anche i fratelli Bibas non sono più bambini ma lo erano. Ancora, inchiesta, algoritmi e robot killer senza governo, la corsa da arrestare delle armi intelligenti. Ieri il Papa parlava appunto dell'uso militare dell'intelligenza artificiale. Avremo modo di tornare su questo tema con questa interessante inchiesta che è stata fatta dai colleghi di Avvenire. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, l'imprenditore chiese di sparare contro la villetta, la vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso, no ai domiciliari, il PM vuole sentire Ranucci. Di spalla la RAI danno reputazionale, non escludo che Sigfrido dopo avesse capito il giallo sull'interrogatorio. Piantedosi, Ceuta, resta l'alta Schengen, le tensioni con Berlino, Roma, no al ritorno della ragazza somala, la crisi, incursioni per svuotare le case dei palestinesi, Cisgiordania, assedio dei coloni, l'ambasciatore USA, terroristi. Le telecamere e l'allarme, io da Cusra all'Ohio proteggo il mio villaggio, fotonotizie a centropagina, oro e record, Sara Curtis nella storia, nuoto atletica, doppia vittoria a Parigi e Birmingham. La bimba nata con l'embrione sbagliato, Napoli, i genitori per il DNA non è nostra, la SL, ma non c'è stato uno scambio. È miracolo allora. Vabbè, questo succede quando si gioca con le fialette. Domani la Vitola De Pista resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci più isolato. La GIP non crede alla confessione, l'avvocato del faccendiere è vicino ai meloniani. Il mandante della bomba chiesi solo di sparare qualche colpo di pistola sul muro della sua casa. Fazzolari deve scusarsi, non è più credibile. Capacchione, creare eroi, un male del giornalismo. Scusate, colleghi del Domani, ma il fatto che l'avvocato di La Vitola si avvicina ai meloniani, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Che è un attentato voluto da Fratelli d'Italia? Cioè, cosa aggiunge al quadro di questa vicenda sapere che l'avvocato è vicino ai meloniani? La violenza contro i palestinesi, coloni terroristi, la domanda USA sulla Cisgiordania. Ancora i fatti, le storie dei figli arcobaleno, noi adulti, la politica ancora no, lo sport, quanto è ingiusto il Palio di Siena, la corsa dove il merito non conta. Cazzo, ma si può andare almeno a vedere una giostra medievale qual è il Palio di Siena e lasciarsi prendere e basta dal fascino di questa cosa? Vabbè. Ce n'è tanta roba dove il merito non conta. Guardate i quiz in televisione. Vi sembrano quiz nei quali il merito conta? No, sono quiz dove molto spesso si vince per culo, non si vince perché uno ha studiato ed è preparato. Rischia tutto. Quello sì che era un quiz dove o eri preparato o gli esperti che la RAI assoldava per lavorare per il signor No, Ludovico Peregrini e Mike Bongiorno ti facevano un mazzo tanto. Parliamo di quello. Quello era un quiz e pensate, in quell'Italia era considerato nozionismo, era considerato il trionfo dell'ignoranza e della volgarità. Pensate adesso rischia tutto e invece la sagra dei cervelloni. E invece dobbiamo stare a sentire che il Palio non è un posto dove si vince per merito. Ok? Fatto Quotidiano, report, il conduttore da Corsini, Rai, il comitato etico farsa, Fazzolari ordina, via Ranucci, la vitola falsa, la pista israeliana.
La truffa, opera impossibile, ma fioccano le consulenze e le mance, il ponte non sta in piedi, si saprà dopo l'appalto. I costi lievitano, tutti i dubbi tecnici di lavori pubblici, autorità, trasporti, commissione via, esaminati soltanto a opera affidata. Prima CIPES, poi Corte dei Conti. I comitati ricorrono alla Corte UE e al TAR per evitare il paradosso dei 450 espropri e salvare le case. Mi permetto di ricordare che quando la Corte dei Conti ha bocciato il ponte sullo stretto, nel verbale che è stato reso pubblico dai giornali si leggono considerazioni che tutto c'entrano meno che sui soldi. Per cui il giornale, Caos Ranucci, ora parla la banda, le novità dell'inchiesta, la versione dei bombaroli davanti al PM. La Vitola scarica Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che ne avrebbe aumentato la sua fama. Adesso vuole tornare dagli inquirenti. Lo scontro con la Germania, l'Italia chiude le porte a Berlino, no ai rimpatri, Piantedosi conferma, Schengen sospeso fino al 15, Meloni avanti con le espulsioni. Eccolo qua il signor dittatore, i 100 anni dalla nascita, ricchezza, gay repressi, il volto segreto di Fidel. Senza memoria, il terrorismo islamico cancellato dal Bataclan. Europei di nuoto, Curtis ritocca il suo primato sui 50 d'orso, oro e ancora record, immensa Sara. E poi la mamma di Desiree, ai rapinatori di Ruggero, Max indennizzo, a me le briciole. Il tempo, Sigfrido dormiva o era sveglio? A sua insaputa, Ranucci sapeva certamente del sondaggio per lanciarlo in politica e di altre manovre di Lavitola, ma era consapevole o no dell'attentato dimostrativo? Il giallo si infittisce, intanto il GIP stronca come inverosimile la versione di Valterino che punterebbe a patteggiare col maxi sconto, solo 1 anno e 6 mesi a gennaio a casa, ma adesso si mette male. Sarà sentito anche Ranucci? Di spalla Edoardo Sirignano, l'esercito di Elli, il cespuglio Ruffini, ecco il piano per acchiappare il conte in fuga, da Grocchi e da ChatGPT, tour delle meraviglie, Giulia del comune ti porta solo a tavola. Ci siamo finti turisti stranieri, ho usato 3 tipi di intelligenze artificiali, ecco i risultati. Roma da scoprire o soltanto da mangiare? Il rapporto boom di turisti a luglio-agosto, l'Italia batte Francia e Spagna. Purtroppo oggi che è la mia ultima rassegna stampa, ahimè, non c'è il tempo di Osho, che come sapete era il momento più divertente della rassegna stampa condotta da me. Comunque, date una medaglia a quell'uomo perché ci ha fatto fare sane risate molto intelligenti nel corso di questi anni. La Repubblica l'accusa Rai danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini colpita reputazione aziendale e raccolta pubblicitaria, la Vitola resta in cella, la relazione del comitato etico della RAI sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci è stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, l'azienda teme danni all'immagine ricadute sulla raccolta pubblicitaria, la Vitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta dei domiciliari, dichiarazioni fumose senza riscontro. Nell'acqua di Parigi brilla una stella, Curtis oro e record bis nei 50 d'orso. L'intervista a Angela Signorini non è stato facile amare Guccini né dirgli addio. Ira USA su Israele, l'assedio dei coloni e terrorismo. Putin sfida Tokyo, blitz alle Curili per gustare caviale nelle isole contese. La Stampa, Hormuz, record di turisti in Italia, dati del Ministero, 4 milioni di presenze in più a luglio, gli effetti del caldo estremo su energia, fauna e montagna. La crisi del Golfo spinge gli stranieri, in Piemonte crescita maggiore, picco di prenotazioni fino a ottobre, ancora emergenza a Catania, l'aeroporto resta chiuso, tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati anche a noi stessi, anche qua Sara Curtis è nella fotonotizie europei, Sara Star dai 50 d'orso, atletica Derkac vince il triplo, tensione poi Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Meliglia, resta lo stop a Schengen, un caso il video di Meloni. La spiaggia contesa tra suore e sindaco, Spotorno si divide in 2 fazioni, non usano mezzi termini le suore della Carità di Santa Maria, che dal 1946 gestiscono l'arenile dei bagni Gino Garrone di Spotorno, tratto di spiaggia che tuttavia il sindaco Di Mattia Fiorini ritiene debba diventare libero. Guareschi su questa storia ci si sarebbe buttata a pesce.
La verità, chi indaga non si beve la bomba per amore, emergono nuovi particolari. Ranucci è il giallo del secondo mandante, ne parla lo stesso Lavitola, intercettato mentre riferisce a un commensale i sospetti dei carabinieri. Per loro la mente dell'attentato sono io, ma non da solo. E uno a fianco a lei, mi hanno detto. Per il comitato etico Rai, danno reputazionale, ricadute pubblicitarie. La confessione non convince, il faccendiere resta in carcere, il giornalista sarà sentito dai PM. Assolto in tribunale ma non in TV, suicida per il metodo report, ne scrive Matteo Carnieletto. I giudici già sabotano il patto UE sui migranti, da Bologna e Trieste fino a Palermo i tribunali ostacolano le procedure accelerate di frontiera, accampando cavilli o rivendicando la facoltà di valutare caso per caso se un paese è sicuro. La Meloni tiriamo dritto. Centrosinistra emiliano senza vergogna, per Fakir sì, per l'italiano linciato dai Maranzà no, vietato manifestare. In 11 stati USA uccidono i bimbi mentre nascono, altro che leggenda, le amministrazioni Dem hanno legalizzato l'aborto al 9° mese. A me viene da vomitare. Sarah Curtis lo rifà, oro il record del mondo, invece gli europei di atletica pensano al codice talebano. A sinistra vedete Sarah Curtis che festeggia dopo l'impresa sui 50 d'orso, a destra c'è un notevole culo abbastanza tonico di un atleta che evidentemente si prepara a correre, una delle immagini censurate in TV. Ora, sapete come si faceva ginnastica in Grecia 3000 anni fa? Come la faceva Socrate? Uomini e donne la facevano nudi e nessuno si stava a fare discorsi. Si ungevano con l'olio profumato e facevano esercizi ginnici, uomini e donne. Invece noi siamo al punto che persino una ragazza che ha il costume da bagno intero per nuotare non dobbiamo guardare, perché sennò potrebbe succedere che venga inquadrato il suo culo mentre si butta in piscina e allora qualcuno potrebbe fare cattivi pensieri. Beh, se siete rattusi e malati è un problema vostro. Noi stiamo guardando l'atto di un corpo che sta svolgendo qualcosa di atletico, quindi è poesia, è sforzo agonistico, è tensione, è immagine. Pensate alle immagini degli anni 40 di Ondina Valla, no? Che era campionessa, se non ricordo male, di salto in lungo. E c'ha due gambe lunghe lunghe, magre magre, e sono cosce in bella vista. E allora che fai? Io devo stare a guardare Ondina Valla e mi devo coprire gli occhi perché sto guardando che ha le gambe e sono allungate perché sta facendo il salto? Io sto ammirando un gesto atletico. Se qualcuno ci vede qualcosa di sessuale, si vada a far vedere da uno psicologo, benedetti Dio. La verità sapete qual è? Che questa ormai è una società nella quale si parla troppo di sesso e poco ne fanno. Questi sono 4 repressi. Le 9, 1 minuto e 33 secondi, andiamo in pausa, poi torniamo, dai, ci sentiamo un bel pezzo musicale, che ora non mi ricordo più quale sia, ma lo mandiamo in onda, tra poco. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Looking back, I know I was walking around in disguise. I was just a lost soul, I needed a guide. And the moment that you came to change my life, you fired up my heart and made me smile. You and I know that I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around, world around. Things I had, all fading away by the minute, and I feel alive. You untwisted all of my troubles inside, like a little piece of heaven finally found. You rebuilt my heart up from the ground, and you and I know that I'm a different person, yeah. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around. Oh yeah, yeah. I'm a different person, yeah. Turn my world around. Turn my world around. I'm a different person, yeah. Turn my world around, world around. Yeah, yeah. Ciao Antonino, a te la linea. Perfetto, grazie caro Andrea. Allora, noi riprendiamo la nostra rassegna stampa. Un saluto al nostro Lorenzo Viviani che è andato stamattina a fare la salatura delle acciughe, mi ha anche mandato una foto. Guarda, te la giro sulla zappa, Andrea, se la vuoi mostrare un attimo. Ecco qua. Mi manchi già, amico mio, fratello, però sti colpi bassi mentre siamo giù nel finale, no, perché io non voglio fare la radio del dolore che poi mi mette a piangere, grido Ciro, Ciro, no, quelle robe le faceva, le ha fatte la buonanima di Sandra Milo e mi ricordo quando ho incontrato Sandra Milo quasi 35 anni fa, poi ve lo racconto, va. Allora, Libero Ranucci minaccia la RAI, i giudici smontano la vitola, inverosimile, Sigfrido tratta l'addio, vuole chiedere un maxi risarcimento, intanto alla sbarra per diffamazione ai Rauti. Per gli inquirenti il faccendiere ha mentito sul movente, Donzelli dei 5 Stelle non accettiamo morali, contro Giorgia usano pure le conchiglie della figlia, via 17 egiziani, la Meloni avanti così, così la TV censura le atlete, basta sessualizzare i corpi. No, siete voi che avete qualche problemino dentro la capoccia. Anzi, come diceva quel comico di Made in Sud, agaba mia non è buona. Ecco appunto. Oh, allora, Italia Oggi, scomode società di comodo, riforma a 2 velocità, introdotti nuovi parametri per il test dei ricavi e dei redditi minimi, ma nessuna esclusione per le società con un congruo numero di dipendenti, ne scrive Bongi a pagina 19. Attività agricole, le aziende più grandi e strutturate saranno tassate sull'utile reale, Poggiani a pagina 25, templi del lusso, la riscossa dei grandi department store parte dai loro negozi storici, Galli a pagina 15,
Enti locali. Il segretario comunale non è superiore gerarchico dei dirigenti, non è tenuto alla vigilanza sulla legittimità degli atti. Oliveri a pagina 27. La consulta all'esclusione dall'IRAP prevista per le persone fisiche, applicabile anche a professionisti e notai riuniti in associazioni professionali. Cristiano e Colombo, pagina 24. I laghi sono vuoti, Canadair antincendio possono adesso rifornirsi solo in alto mare. Questo succede in Veneto. Soprani a pagina 8. E poi implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi col diritto e rovescio. Pradamano è un paesino di 3.500 abitanti alla provincia di Udine. Qualche giorno fa 3 amici di 13 e 14 anni hanno deciso di allestire un banchetto davanti a casa e vicino alla piazza del paese per vendere limonata fresca 1,50 euro e caffè 1 euro. L'obiettivo era comprarsi un motorino, un Ciao di seconda mano, senza chiedere soldi alle famiglie. In pochi giorni hanno raggranellato un centinaio di euro, fino a quando qualcuno non ha denunciato il commercio abusivo ai vigili urbani, che scusandosi sono dovuti intervenire e far chiudere l'attività per mancanza delle prescritte licenze. Fine di un sogno. Qualcuno ha provato ad avviare una raccolta fondi per consentire ai ragazzi di acquistare comunque il Ciao, ma loro hanno rifiutato. Il motorino vogliamo meritarlo, hanno detto. Un esempio di dignità anche per molti adulti, anche per il gran cornuto che li ha denunciati anonimamente e che evidentemente non si era potuto levare lo sfizio di denunciare qualcuno durante il Covid, quindi ha preferito denunciare qualcuno, 3 ragazzi adolescenti che stavano soltanto cercando di fare un po' di business, un po' di impresa. Evidentemente il signore è convinto che lo Stato debba assisterti dalla culla alla tomba, come succedeva nella gloriosa Unione Sovietica, quel bellissimo paese che nel 62 ci stava portando alla guerra termonucleare. Andiamo a vedere adesso le ultime zappe che voi avete mandato. Buongiorno, trovo scandaloso difendere il sindaco di Bologna dopo tutto il male che ha procurato alle forze dell'ordine e ora lo proteggono anche. E quindi cosa dovrebbero fare? Se 4 stronzi lo minacciano via social, cosa dovrebbero fare le forze dell'ordine? Lasciarlo andare, così magari qualcuno di questi fenomeni si arma e gli va a sparare? Scusate, perdonate, io questa logica non la capisco. Le forze dell'ordine sono forze dell'ordine per tutti, anche per quelli che non le rispettano. E in questo consiste il loro servizio e aggiungerei anche l'essenza della loro nobiltà, esserci per tutti, anche e soprattutto per quelli che non se lo meritano. Perché in ogni caso non credo sia civile, cioè abbiamo cominciato parlando di civiltà, parlando di Stato e di rispetto alla persona e poi dobbiamo fare queste cose così infantili, lo possiamo dire, è una cosa infantile dire questo. Enrico da Parma, ciao Enrico, caro Antonino, grazie mille per tutte le ore che hai dedicato agli ascoltatori di RPL, sono circa 3.000 se ci penso, perché se consideri sono 1246 puntate di Zoom, a 2 ore l'una siamo già sui 2005, poi mettici Aria Fritta che saranno un 300 puntate in 7 stagioni, eh sì, perché erano 40-45 puntate a stagione, per cui sono a mezz'ora altre 200 ore, più il garage dell'Alfista, che sono altre, più o meno altre 200 ore pure quelle, e sì, arriviamo tranquillamente a 3.000 ore. A me mancheranno molto la tua competenza, affabilità, dedizione e simpatia. Anche per te 200 euro sotto il lavandino in bagno, quanto mi siete costati però. Si chiude un capitolo, un caro saluto, miliardi in bocca al lupo, miliardi di viva il lupo. Mari da Milano, Antonino, vogliono farci diventare tutti musulmani, ancora, questa marmellata del nulla. No, io questo messaggio, caro Mattia, non lo leggo, ti vorrei però invitare a riflettere su una cosa. Visto che inviti Putin a sganciare un missile, abbiamo bisogno di terrore per svegliarci. No, mio caro, per svegliarsi non c'è bisogno del terrore, perché il terrore ti fotte il cervello. Questa è sottomissione intellettuale. Per svegliarsi bisogna ragionare sulle cose. Finché si tiene acceso il lume della ragione, ti posso garantire che vai oltre anche la violenza banale del Putin di turno, credimi.
E poi basta con la mitizzazione di un assassino, un ex spione del KGB, un dittatore di un paese illiberale nel quale nessuno è libero di dire quello che non vuole dire il capo. Dai, ragazzi, io veramente questo mito di Putin, francamente, non li ho mai capiti. Non li ho mai capiti. Gente che mi diceva ci vorrebbe lui in Italia. Ma che cazzo ci vorrebbe lui in Italia? Ma state scherzando? Così poi appena dite qualcosa che non va bene al governo vi invitano a bere il tè, ma stiamo scherzando. E poi non l'ho capito, se vi piace così tanto, perché non imparate il russo e ve ne andate a Mosca? Brescia oggi, rifugi al fresco, una rete di prevenzione, emergenza caldo, case di comunità a difesa degli anziani. Onda d'urto, il rapper in trionfo, 8.000 in orbita con Caparezza, ritorno a record a Festa Radio. Poi abbiamo Corriere del Mezzogiorno Campania, embrione sbagliato, indagano i PM. Corriere del Mezzogiorno Puglia, Ferragosto, le imprese sorridono. Corriere del Trentino, polo ospedaliero in molti paletti. Corriere del Veneto, i turisti sfidano i crolli sul Pelmo. Corriere della Sera, dorso di Bergamo, il caldo spinge la crescita del turismo sulle montagne. Corriere della Sera, dorso di Brescia, in 70 anni dimezzati gli alberi nella bassa. Corriere della Sera, dorso di Milano, emergenza clima, moria degli alberi. Abbiamo poi il Corriere Torino, Casa Aeroporti, la regione frena. Corriere dell'Alto Adige, scatta l'allarme siccità per i rifugi. Corriere di Bologna, minacce all'Epore, eventi denunciati. Corriere Fiorentino, nei musei Forno, allarmi e malori. Corriere Romagna, Rimini e San Marino, dai lettini ai ristoranti, vacanze, ecco i rincari. Federconsumatori da Milano, solo il viaggio costa il 20% in più. E poi la Gazzetta del Sud di Messina e Sicilia, allerta sull'Etna per le fontane di lava. Bene, adesso apriamo ci sbrighiamo rapidamente con il caso La Vitola e Ranucci, questa faccenda che il Marchese de Sade avrebbe tranquillamente definito come faccenda da trivio. Eccoci qua. Allora, ricostruzioni inverosimili, La Vitola rimane in carcere, il faccendiere chiese di sparare contro la casa di Ranucci, fu Tavares a scegliere la bomba. La Vitola nell'interrogatorio di garanzia ha detto di aver pensato l'attentato per il bene di Ranucci, in modo da far alzare il livello della protezione in favore del giornalista. Per l'occasione ha riferito di aver chiesto a Gomez Clesio Tavares sul braccio destro di sparare 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia. Ma, ha raccontato La Vitola, Gomez, di cui non è stato possibile seguire l'arresto perché in Africa è stata avviata la richiesta di estradizione, avrebbe agito in modo autonomo, optando per l'esplosione di un ordigno rudimentale. La Vitola non si è comunque opposto, ha concluso, perché sarebbe stato in questo modo garantito comunque il valore dimostrativo dell'attentato. Ecco, esclusa l'ammissione di essere il mandante, quali sono per il GIP gli elementi che inducono a bollare come inverosimili le ricostruzioni? Primo, appare poco credibile l'affermazione in cui La Vitola dichiara la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo. Ha cercato di ridimensionare fortemente il ruolo svolto nell'organizzazione dell'attentato, ma per il GIP l'asserita violazione degli ordini impartiti appare totalmente inverosimile, stante il rapporto sussistente tra i due, essendo il Gomez vero e proprio factotum dell'indagato. Soprattutto il GIP boccia come non credibile il movente della condotta criminosa ricondotta alla volontà di potenziare la scorta di Ranucci. Che alla base della decisione di La Vitola, rimarca il GIP, ci sia stata l'intenzione di rafforzare la scorta appare oltre l'inverosimile. Il GIP ricorda che La Vitola asserisce come poco prima dell'attentato aveva appreso di un non meglio specificato progetto micidiario nei confronti del Ranucci a opera dell'intelligence israeliana, causato dal servizio realizzato da Report sulla vicenda del cantiere navale Vittoria. Tale notizia lo avrebbe preoccupato, spingendolo ad agire. Perché il Mossad, secondo te, è così scemo che La Vitola viene a sapere quello che sta facendo il Mossad, ok? E io devo pure crederci. Tuttavia per il GIP ci sono incoerenze, a partire dalla circostanza, scritto nelle motivazioni, riferita da un giornalista di Report, Daniele Autieri, secondo cui La Vitola, nonostante la preoccupazione per l'incolumità dell'amico, ha suggerito al collaboratore del Ranucci di indagare sulla pista dell'intelligence israeliana. Insomma, La Vitola avrebbe sollecitato Autieri a ricercare i responsabili in quell'ambiente da cui aveva tentato di mettere a riparo la sicurezza di Ranucci compiendo l'atto intimidatorio,
Si tratta per il GIP di dichiarazioni fumose, assolutamente generiche, prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro, indice di una consolidata capacità di Lavitola di inquinare, dando vita a vere e proprie opere di depistaggio. C'è poi il pericolo di fuga. L'indagato, scrive il GIP, ha una rete di contatti in Italia e all'estero che gli consente con estrema facilità di allontanarsi e far perdere le tracce. E poi ancora, pagina 3, Corriere della Sera, non escludo che Sigfrido dopo avesse capito. Il PM sentirà il conduttore. Il legale Walter ne ha parlato, ma dalla procura smentiscono. Sentite un po' qua. Al termine dell'interrogatorio confessione di Walter Lavitola, la procura è intenzionata ad ascoltare Sigfrido Ranucci, l'altro protagonista di questa storia dai tratti inverosimili, riprendendo un aggettivo usato più volte dal GIP per bocciare la richiesta di arresti domiciliari avanzata dall'ex direttore dell'Avanti. È una necessità investigativa sorta per riempire zone d'ombra di un'inchiesta che ha riservato fino ad ora diverse svolte inattese e colpi di teatro, uno dei quali proprio l'ammissione di Lavitola di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido. Ranucci verrà ascoltato come persona informata sui fatti quando terminerà l'esame dei dispositivi, cellulari, PC, pendrive, sequestrati a Lavitola. A quel punto la procura avrà gli elementi per capire il clima in cui ha agito Lavitola, che in questa fase si muove in modo difficile da interpretare, a partire da quel no comment del suo legale, l'avvocato Sergio Cola, alla domanda se sia stato chiesto alla Vitola nell'interrogatorio di garanzia se Ranucci fosse consapevole del piano del faccendiere riguardo l'attentato. La domanda è stata posta, confermano gli inquirenti, non è però emerso il contenuto della risposta, soltanto si è precisato che Ranucci è parte offesa. Ora un altro spiffero di quanto successo in quelle 5 ore contribuisce al retroscena. Il GIP avrebbe fatto sentire un'intercettazione alla Vitola, che dopo averla ascoltata avrebbe detto «Non escludo che Sigfrido avesse capito». A riferire questo passaggio è sempre l'avvocato Cola, storico difensore di Lavitola in altre delicate indagini penali con risvolti decisivi nella politica, a partire dalla compravendita dei senatori del 2008 che fece cadere il governo Prodi e la storia della Casa di Montecarlo 2011 che azzoppò la carriera di Gianfranco Fini. La procura però smentisce in modo categorico che sia stata pronunciata quella frase nel corso dell'interrogatorio. Ma allora ne segue un'altra di domanda. Perché l'avvocato l'ha riferita? Forse ha fatto riferimento a quanto confidato dal suo assistito nel colloquio precedente all'interrogatorio? Dalla frase riportata dall'avvocato sembra comunque chiaro che quell'intuizione, sempre che ci sia stata, Ranucci l'abbia potuta avere solo dopo l'attentato. La Vitola nel corso dell'interrogatorio avrebbe ricordato anche di aver parlato con Ranucci di Report, dando dei suggerimenti. Sul clima vissuto nelle settimane seguite al 16 ottobre del 25, giorno dell'attentato, il GIP scrive: dall'esame dei messaggi scambiati tra la Vitola e persona offesa si evince come gli sfoghi di Ranucci in merito alle sue difficoltà lavorative cessino dopo l'esecuzione dell'azione delittuosa nei suoi confronti. E lo stesso Ranucci condivide con soddisfazione con l'amico sondaggi e commenti che dimostrano il momento di rilevante popolarità che sta vivendo. Ranucci è stato sentito in procura subito dopo l'attentato. Durante le deposizioni ha indicato varie piste, mai ha parlato della sua amicizia con la Vitola, uomo con un passato di chiari e scuri. Neanche dopo l'arresto dei 4 esecutori ha parlato del suo legame col faccendiere. Aspetti da approfondire sono la telefonata notturna del 5 luglio scorso, subito dopo la perquisizione tra Ranucci e l'amico. Quando quest'ultimo chiama Ranucci utilizza l'app Signal che impedisce a terzi, incluse le forze dell'ordine, di ascoltare la telefonata. Ma la Vitola mette la chiamata in viva voce, circostanza che ha permesso agli investigatori di registrare il dialogo con intercettazione ambientale. La chiamata è durata 2 ore, solo una parte è stata registrata perché a un tratto la Vitola scende dall'auto. Che storia, signori, che storia. Beh, allora andiamo a vedere chi è questo signor Lavitola, ce lo racconta su Italia Oggi, eccolo qui, momentito che ricarichiamo, ecco, eccolo qua, ce lo spiega Paolo Torricella, tratto da ilsussidiario.net. E vediamo chi è questo signore.
Chi è in realtà Walter Lavitola, usa confidenze e segreti per poi potersi accreditare, aveva già tramato a fianco di Craxi e Berlusconi prima di arrivare a Ranucci. Vediamo un po'. È difficile credere che Lavitola possa aver solcato i mari della Prima Repubblica accanto a Craxi, di essere diventato uno strumento di Berlusconi per operazioni opache e al contempo aver conquistato la fiducia di Ranucci all'apice della sua carriera senza essere stato introdotto, presentato, percepito come personaggio in condizione di portare a termine incarichi e progetti sempre ai limiti del credibile, salvo poi spiazzare tutti dicendo che ciò che appariva impossibile era esattamente ciò che era accaduto. Lavitola sa per certo che il nostro è un paese malleabile, comprimibile, guidabile con operazioni di facciata e verità indicibili. Custodisce confidenze e segreti e li utilizza evidentemente per accreditarsi. Si mette in contatto con i maggiori esponenti del giornalismo italiano per poi tuffarsi in relazioni quasi paterne con personaggi disposti a sacrificarsi per lui in operazioni non divulgabili. Dialoga con ex galeotti impegnati a fare i buttafuori nelle discoteche nel tempo libero, mentre propone e dispone sondaggi avvalendosi di penne raffinatissime. Decide di tradire la fiducia di chi gli si presentava come amico con l'intento, a suo dire, di proteggerlo, come nel caso di Ranucci. Le sorti di un governo sono state più volte nelle sue mani e non si è fatto scrupolo di prestarsi a ogni tipo d'operazione pur di essere parte di questo grande gioco. La sua ambizione appare quella di utilizzare a questo punto una presunta amicizia con un giornalista famoso in generale e della società italiana stiano soffrendo un generale impoverimento delle competenze e dei contenuti, c'è da dire che il mondo dell'informazione appare in questo momento estremamente fragile e suggestionabile se si è arrivati a dare credibilità a un personaggio di tal fatta. Può mai una repubblica democratica fondata sul sacrificio di un'intera generazione essere così fragile e manipolabile da poter far credere che una macchinazione tanto grossolana avrebbe avuto successo? Il fatto che non sia riuscita non deve rallegrare, deve preoccupare e far riflettere il tentativo stesso di manipolare la realtà. Nessuno potrà veramente sapere se il fallito attentato fosse uno strumento per rafforzare la tutela di un amico o piuttosto un passo necessario per creare il mito dell'eroe da presentare all'opinione pubblica come il martire da eleggere a Palazzo Chigi. Neppure l'inconsapevolezza dell'eventuale beneficiario può scagionare il sistema. Per anni si è speculato su un ex ministro al quale fu intestata una casa a sua insaputa. Come minimo passò per ingenuo e per tanti inadatto. Come si può quindi pensare oggi che vi fossero tante ingenuità e tante incapacità di leggere la situazione da parte di un uomo sicuramente smaliziato come Sigfrido Ranucci? Certo, egli è una vittima, un vinto in questa storia. È sconfitto il suo sentimento d'amicizia, è sconfitto il suo intuito nel riconoscere i tranelli, è sconfitta la sua immagine di pacato servitore civile, al quale poco bastava per sentirsi soddisfatto, se non concludere le sue giornate con un buon servizio da mandare in onda. Nulla di rilevante vi è a oggi sul piano penale e le indagini confermano l'assenza di qualunque tipo di coinvolgimento di Ranucci in questa vicenda, ma la storia ci insegna dai tempi di Brenno, ve victis. Guai a chi perde le battaglie essenziali, guai ai vinti che si arrendono per qualunque motivo. La sconfitta vera è quella di un sistema della comunicazione che mostra anche la sua profonda ipocrisia nel non riuscire a essere definitivamente, realmente in condizione di distinguere la cosa più semplice, ovvero il falso amico. Eppure sarebbe stato sufficiente leggere qualche passo dell'Elius Sive de Amicizia, più noto come De Amicizia, sull'amicizia, per sapere che lo stesso Cicerone forniva precise indicazioni su chi fossero i falsi amici. Gli adulatori che non vedono mai i difetti ed elogiano sempre, quelli che vogliono mostrare solo la parte di noi che ci piace, invece di indurci a riflettere sugli errori che commettiamo, coloro che si avvicinano soltanto per interesse e dissimulano ciò che pensano per ottenere ciò che vogliono. In questi anni invece Ranucci forse avrebbe fatto bene ad ascoltare i nemici palesi. A detta di Catone, citato da Cicerone, a volte i nemici dichiarati fanno più bene degli amici compiacenti, perché i primi dicono la verità, mentre i secondi mentono sempre. E la verità è che Ranucci non ha mai avuto alcuna possibilità di essere il candidato del Campolargo. Ma voi ve l'immaginate Conte che rinuncia alla velleità di presentarsi di nuovo e magari tornare a fare il premier?
Qualunque fosse il pensiero di Lavitola o quali fossero le sue macchinazioni, la politica non può essere e non sarà mai un teatrino nel quale basta trovare il pupazzo giusto da mettere in scena. Forse questo Lavitola non lo sapeva. Meglio così. Le 9, 28 minuti e 4 secondi. Noi adesso passiamo a cose un pelo più serie e andiamo su Avvenire a pagina 7, dove c'è l'inchiesta appunto sull'intelligenza artificiale di tipo militare. Ecco qua, questa è una cosa che ci riguarda tutti, perché qui si sta decidendo come sarà fatto, come funzionerà il mondo dei prossimi 50-100 anni, quindi quello dei nostri figli, nipoti e pronipoti. Pagina 7, la corsa delle armi intelligenti, scrive la collega Elisa Campisi, sperimentata direttamente sul campo, mettendo a rischio vite innocenti. La guerra degli algoritmi si espande senza sosta, nonostante gli appelli del Papa nell'enciclica e di tante organizzazioni in tutto il mondo con la campagna Stop Killer Robots. Cosa succede appunto? La crescente importanza nel settore della tech defense si può intuire anche guardando ai fiumi di denaro che la stanno alimentando. Gli oltre 14,6 miliardi di dollari, quindi poco più di 14 miliardi di euro, investiti nelle start-up del settore nei primi 5 mesi del 2026 hanno eclissato il record di 9,6 miliardi all'intero 25, continuando un trend che sembra destinato a non fermarsi, dice ad Avvenire Davide Del Monte, ricercatore attivista della campagna Stop Killer Robots, condividendo alcuni contenuti del report di cui è autore. AI, Seek and Destroy, libro che verrà pubblicato a settembre in collaborazione con IRP Media da Info.Nodes, organizzazione no profit della quale è membro. Il flusso di denaro verso le nuove tecnologie menzionato da Del Monte mostra una corsa allo sviluppo e l'impiego di questi strumenti nelle armi, nella difesa e nei conflitti. Basti pensare al caso di Palantir, che a inizio mese ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato fino a 8,16 miliardi di dollari e l'utile operativo per l'intero anno, grazie a vendite nel secondo trimestre, di gran lunga superiore alle stime degli analisti e una straordinaria domanda per i suoi strumenti di analisi dei dati. Per l'azienda americana, sviluppatrice di software e importante fornitrice del settore militare, solo negli Stati Uniti il giro d'affari è volato del 115% su base annua. La società ha un ruolo strategico fondamentale per la NATO, fornendo il suo sistema basato su intelligenza artificiale che analizza i dati raccolti sul campo anche in tempo reale, suggerisce e bersaglia azioni, supportando quindi la pianificazione delle operazioni in tempi rapidissimi. Tra le aziende che stanno cambiando il modo di combattere c'è poi Anduril, che sfrutta l'IA in un sistema operativo per il controllo delle operazioni. Jet autonomi, mini missili da crociera, strumenti di sorveglianza, classificazione e tracciamento dei bersagli. Gli investitori hanno mostrato un grande interesse anche su Anduril, a partire dal clamoroso caso di 1789 Capital, la società di investimento di Donald Trump Jr., che ha acquisito una partecipazione di rilievo nell'azienda, la quale si è aggiudicata anche contratti governativi. Il risultato dunque non è solo economico, ma ha dei risvolti politici e sociali, dato che questa nuova generazione di armi riduce concretamente sul campo lo spazio di valutazione e di decisione degli umani. Fino a pochi mesi fa, riferendosi alle armi autonome, si avevano in mente veicoli aerei, marini, di terra in grado di individuare e colpire in piena autonomia i bersagli designati. Oggi lo scenario è cambiato radicalmente ed è ancora più preoccupante. I nuovi sistemi bellici dotati di intelligenza artificiale sono in grado di fornire agli eserciti un supporto che va dalla generazione e valutazione delle possibili azioni da intraprendere alla redazione di elementi utili per gli ordini operativi, continua Del Monte. Si può dire che le armi autonome stiano scalando la gerarchia militare, sostituendo comandanti e generali nelle scelte strategiche. Tanto io vi dovevo. Le 9:32 minuti, pausa e poi ci sentiamo. Giovanotti, Gimme 5 del 1988, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladies and gentlemen, this is Africa Bambata. And the family. And we got Jubilee. Give me five. Give me five. All right. Then you rock and roll, and then you roll and rock, and then you got to do it because I don't want to stop you. Son, the DB breaker, the hard taker. Come on, fly guys, love to turn it up. Homeboys, buddy girls, you don't stop, cause I'm Joe Manard, you gotta make you rock. I think, baby, gonna show you my stuff. I gotta tell you the way to hit the top. Hey, you can do it. All right. Good God. Hey, you can do it. Dig it, dig it, dig it. Come on. Hey, you can do it. Baby, come on, party people. Hey, well, let me know what you want. Say what? Good God. I got to do it. Give me five. All right. Well, it's a new sensation, really good vibration. Come on, give me five. Body stimulation, tell it to everybody, wanna be alright. Think it as a game, give it like a light. When you party to the left, when you're rocking to the right, when you roll up, when you hold up, when you feel like dynamite. You're my naughty son and Mike, gonna do it live. Fly girls on boys, come on, give me five. Hey, you can do it. Good boy. Hey, boy. Hey, we can do it. Come on, fly girls, see now, say ah. Hey, you can do it. Good God. Woo! Hey! People! Let me know what do you want. Woo! Say what? I got to do it. Ow! Give me five. All right. Give me five. All right. Give me five. All right, give me five. All right. Ciao Antonino, due volte la linea. Grazie Andrea, alle 9:36 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Pagina 14 del Corriere. Il Corriere da giorni si occupa della Lega. Lega, battaglia social tra i due fronti, Salvini, pensiamo ai militanti, il messaggio del leader agli oppositori, bene discutere ma non si può fare un congresso ogni anno. Cosa succede? Sui social infuria lo scontro tra post di sostegno al segretario da parte dei fedelissimi, da Andrea Crippa a Claudio Borghi, da Luca Toccalini a Susanna Ceccardi, e centinaia di commenti critici e stroncature di semplici militanti e sostenitori come mai se ne sono lette in passato. Ma Matteo Salvini non è preoccupato, il dibattito, dice, mi stimola, ma è una premessa a cui fa immediatamente seguire una stoccata nei confronti di chi lo critica e lo invita a fare un passo indietro. Qualcuno che è dirigente pensa ai militanti che lavorano e costruiscono, sottinteso, invece di perdersi in polemiche intestine. Il segretario ha le idee chiare su quello che sarà il futuro immediato della Lega.
Stiamo lavorando per rafforzare la squadra e la stragrande maggioranza dei militanti, sindaci, amministratori, parlamentari anche oggi sta lavorando per l'Italia e per la Lega. Quello che posso dire è che dibattiti giornalistici o su Facebook non servono, stiamo assolutamente tranquilli al lavoro. Richieste di modifiche statutarie o cambi di assetti organizzativi a partire dall'alto non sono nell'orizzonte di Salvini. Non c'è bisogno di cambiare regole, abbiamo fatto il congresso l'anno scorso, non possiamo fare un congresso all'anno. Però c'è gente che si sta mettendo a disposizione ed è la benvenuta. Chi si mette a disposizione con spirito costruttivo e non polemico è il benvenuto. Spazio ce n'è perché saremo condannati a vincere anche l'anno prossimo, visto che dall'altra parte non c'è un'offerta di governo neanche lontanamente plausibile. Chi pensa che il 20 settembre a Pontida si consumerà una rivolta della base o al contrario una diserzione di massa, il leader risponde serafico che stavolta di militanti sul sacro suolo bergamasco ce ne saranno di più che negli anni passati. Di sicuro in tanti lo attendono oggi pomeriggio alla Versiliana, dove sarà intervistato dalla giornalista del TG1 Sonia Sarno. Sarà l'occasione per rilanciare le sue battaglie su immigrazione e sicurezza e a questo proposito giusto ieri ha bacchettato il candidato sindaco di Milano di Vannacci, Carmelo Burgio, che aveva parlato della necessità di rastrellamenti, parole fuori luogo, e infrastrutture a partire dal progetto del ponte sullo stretto. Ma il clima interno alla Lega è tutt'altro che sereno e tranquillo. Al direttivo lombardo della scorsa settimana, per la prima volta in una sede di partito, c'è chi si è alzato per chiedere al segretario di passare la mano, visto il continuo calo di consensi. Ma Salvini si è detto convinto che nel 27 la Lega tornerà in doppia cifra. Fino ad allora si era parlato al massimo di allargare il vertice per far posto a vice segretaria Luca Zaia e magari anche Massimiliano Federiga, ma l'irrigidimento, o meglio la chiusura totale del leader a qualsiasi modifica, hanno ulteriormente fatto crescere il sentimento di insoddisfazione del cosiddetto fronte dei governatori, o ex, che vede tra i critici più accesi anche il lombardo Attilio Fontana. La risposta dagli interventi contrari ascoltati nel direttivo lombardo, i salviniani l'hanno affidata ai social. Loro negano che si sia trattato di una mossa concordata, ma certo è che nel giro di 3 giorni sono stati affidati alla rete post di forte sostegno al segretario da parte tra i principali di Crippa, Borghi, Toccalini, Zoffili, Ceccardi, Bolognini, interventi che paradossalmente hanno trasformato un terreno fertile per il leader come quello dei social in un campo di battaglia durissimo per la sequela di attacchi, critiche e polemiche partite dal basso. Anche questo a suo modo il segno dei tempi travagliati che sta vivendo la Lega. Se volete scriverci, sempre 340-670-9659, tra non molto apriremo tra l'altro il telefono. Allora, abbiamo parlato anche di questo, andiamo a vedere allora il ponte sullo stretto, Lupus in Fabula, di cui si occupa il Fatto Quotidiano. Eccolo qui. Forse il ponte non sta in piedi, ma si saprà dopo l'appalto, ne scrive Gaetano Benedetto, vicepresidente del WWF, perché evidentemente gli ingegneri che hanno progettato questo ponte sono persone che hanno tirato la monetina per aria dicendo tiene o non tiene. Cosa scrive Gaetano Benedetto? Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha certificato l'insufficienza del progetto ponte sullo Stretto di Messina. A oggi, in assenza degli approfondimenti prescritti, nessuno può asserire che l'opera sia certamente realizzabile. Qualora lo fosse, i costi saranno certissimamente superiori a quelli dichiarati, con un differenziale oggi non coperto da risorse economiche. Ciononostante, il governo vuole approvare definitivamente l'opera, affidarne la costruzione senza nuova gara d'appalto. Il consorzio Eurolink, guidato da WeBuild, vinse nel 2005 per 3,88 miliardi, cifra oggi lievitata a 13,532 miliardi dichiarati in ulteriore crescita. E grazie al cavolo, perché dovevano cominciare a lavorare entro il 2007, siamo al 2026, che dici? Che il progetto non contenga certezza di fattibilità non è più un'opinione, lo certifica il Consiglio Superiore. I rilievi sono sostanziali e andrebbero affrontati prima dell'affidamento, ma il Consiglio ha lavorato su un progetto definitivo già approvato come tale. Poteva dare parere negativo, ma con pari onestà intellettuale non poteva che prescrivere una progettazione esecutiva in 2 fasi. Una fase A per acquisire gli elementi conoscitivi mancanti, numerosi e che richiedono tempo, e una fase B basata sui risultati della prima.
Il problema non imputabile al Consiglio è che entrambe le fasi sono oggi espletabili solo ad appalto già assegnato. Leggete il parere tecnico ma scritto con parole chiare. Si riconosce lo sforzo progettuale rispetto al 2011, ma tra le raccomandazioni di più parti, incluso il Comitato Scientifico della Società Stretto di Messina e le conclusioni del Consiglio, il quadro esce incerto e zoppicante, quantomeno rimandata a settembre. Il parere affronta 11 temi: territorio, ambiente, geologia, geotettonica, sismica, aeroelastica, strutture, azioni termiche, riparabilità, viabilità, impianti, aspetti economico-finanziari. Sul rischio sismico il Consiglio non esclude faglie attive e capaci, chiede studi aggiornati con saggi specifici, boccia il riferimento al terremoto di Messina del 1908. Le conoscenze più recenti indicano che il modello della sorgente del 1908 dovrebbe essere rivalutato in modo integrato. Tali verifiche devono essere aggiornate nella prima fase di sviluppo del progetto esecutivo. Come possono arrivare questi risultati potenzialmente negativi ad appalto già assegnato? Sulle vibrazioni e la tenuta aeroelastica dell'impalcato, il Consiglio certifica l'insufficienza delle analisi condotte finora. La turbolenza riprodotta in Galleria del Vento non è mai correttamente scalata rispetto al modello, con una sottostima importante. Solo i metodi più avanzati permettono di non trascurare fenomeni di interazione fluido-struttura non irrilevanti per un'opera straordinaria. Da qui la necessità di ripetere ed estendere analisi già molto vaste. Sono solo due esempi, nelle 353 pagine del parere se ne potrebbero trovare centinaia, e ogni adeguamento progettuale comporta costi aggiuntivi. Sull'incertezza dei costi si è espressa anche l'autorità trasporti, chiamata a pronunciarsi sui pedaggi. Col parere 39 del 2026 rinvia la definizione tariffaria in prossimità dell'entrata in operatività dell'opera, quando saranno note le grandezze di costo. L'ART segnala che l'aumento dei costi è già previsto, seppur non quantificato, nel terzo atto aggiuntivo alla convenzione tra Ministero e Società Stretto di Messina. Il MIT sostiene che il nuovo accordo non comporta variazioni economico-finanziarie, vero solo in apparenza, perché i maggiori costi già noti non vengono dichiarati, e lo saranno solo ad appalto assegnato. Scrive l'Authority: la concessionaria non quantifica eventuali impatti derivanti dalle clausole di revisione prezzi che potrebbero comportare con tutta probabilità significativi adeguamenti. Dato confermato dalla stessa Stretto di Messina SpA, secondo cui gli importi saranno aggiornati a valle della progettazione esecutiva. Io invito chi scrive queste cose, ma invito anche chi vive a Sondrio, giustamente non ha mai attraversato lo Stretto di Messina, a fare una chiacchierata con i rappresentanti commerciali, quelli delle medicine, quelle dei vari prodotti, persino delle forniture per parrucchieri, per capirci. Ecco, quelli di Reggio Calabria, a cui viene assegnata la provincia di Messina, bestemmiano un giorno sì e l'altro pure, diciamo imprecano. La bestemmia no, perché bestemmiano solo gli ignoranti. Dicevamo, imprecano un giorno sì e l'altro pure, perché vedete, attraversare lo stretto tutti i santi giorni ha un costo che comunque mette l'eventuale pedaggio del ponte a 10 euro, come diceva Salvini, ma pure che lo portano a 15, costerebbe sempre molto meno rispetto alla tariffa per attraversare col traghetto. Informatevi. Tornando a noi, anche le ragioni degli ambientalisti sono documentate. La Commissione VIA ha dato parere favorevole condizionato a prescrizioni pesantissime, riconoscendo un impatto non mitigabile. Per procedere comunque il governo deve dichiarare l'opera necessaria per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Lo ha fatto il 4 agosto con una nuova dichiarazione non ancora disponibile dopo quella dello scorso anno che presentava il ponte in termini miracolistici. Il dibattito però si è spostato, non è più questione di essere pro o contro ponte, ma buon senso amministrativo. Anche chi è favorevole all'opera dovrebbe pretendere che prima di affidare l'appalto e caricare sullo Stato, cioè tutti noi, le penali per un'eventuale mancata realizzazione, si sia certi della fattibilità e dei costi reali. Costerebbe sempre meno di quanto ci hanno caricato il reddito di nulla facenza o il super bonus, per cui io me lo caricherei un debito così, non fosse altro per il ritorno di immagine, quantomeno per le industrie italiane, per le varie ditte, società, per WeBuild, che ripeto compie opere egregie nel resto del mondo, e che solo qua, quando si arriva a parlare del ponte, improvvisamente scopriamo che il ponte non si può fare.
Vabbè, e questo lo abbiamo detto. Parliamo di turismo? Ma sì, parliamo di turismo, che domani è Ferragosto, che cavolo. Come lo passerete sto Ferragosto? Scriveteci, raccontateci un po' cosa fate a Ferragosto, vi fate la mangiata, che vi fate, il barbecue? Dite, siamo tutti ascolti, siamo tutti orecchie, siamo tutto orecchi. Oh. Pagina 2 della Stampa, estate da primato, la crisi di Hormuz porta turisti in Italia, a luglio 4 milioni di presenze in più del 25, boom di stranieri. Il Piemonte è la prima regione, la montagna preferita al mare. Stando ai dati diffusi ieri dall'ufficio statistica del Ministero del Turismo, l'Italia attira sempre più visitatori. A livello nazionale, l'incremento dei primi 6 mesi dell'anno, elaborato sulla banca dati alloggiati web del Ministero dell'Interno, è pari al 4,4% di arrivi e al 4,9% di presenze in più rispetto allo stesso periodo del 25. Dunque salgono sia il numero dei check-in nelle strutture ricettive sia le notti di permanenza. Un risultato confermato anche da Banca Italia, che quantifica in 2,7 miliardi di euro il saldo positivo della bilancia turistica a maggio del 26. A crescere più della media nazionale nel semestre considerato sono Piemonte, Calabria, Marche, Umbria. Nel bene e nel male, dunque, l'effetto Hormuz sul turismo continua a farsi sentire. Se da una parte la crisi mediorientale ha rallentato le prenotazioni, dall'altra ha rafforzato la presenza interna di quanti hanno scelto l'Italia per trascorrere le vacanze. Storicamente, infatti, nelle crisi geopolitiche il turismo domestico si rafforza, lo stesso avviene per i flussi dai paesi UE che premiano mete come l'Italia. Sempre in base ai dati, il mese di luglio si è chiuso sostanzialmente in linea con questo trend. Il traino è più forte per chi arriva dall'estero. Le presenze verso la nostra penisola crescono del 6%, mentre gli italiani si fermano al 2,3% in più. In valori assoluti si tratta di circa 1 milione di arrivi e oltre 4 milioni di presenze in più rispetto a luglio del 25. Il centro studi di Confindustria Federturismo fa stime ancora più rosee e prevede per i mesi centrali di luglio e agosto che le presenze di turisti stranieri saliranno all'8,3%. Lievitano anche gli italiani rimasti in patria per le vacanze estive, quasi 1 milione l'extra registrato. Più nel dettaglio, l'incremento si concentra nelle strutture ricettive extra alberghiere, più 6,7% in più, mentre per gli alberghi appare sempre più contenuto, 2,5% in più. Stando agli esperti del settore, tuttavia, va tenuto conto anche dell'introduzione del CIN, cioè il codice identificativo obbligatorio per B&B, affittacamere e case vacanza. Questa avrebbe portato un'emersione delle presenze prima non censite regolarmente. Gli arrivi turistici di luglio hanno premiato di più il Piemonte, il primo nella classifica nazionale per le presenze registrate, più 9,9%. Sopra la media italiana anche Marche, Calabria, Friuli, Venezia Giulia e Abruzzo. I soggiorni prenotati online in Italia hanno una tariffa media giornaliera a luglio di 153 euro, più economica rispetto alla Spagna, 170 euro, e alla Grecia, 195 euro. E intanto agosto conferma un picco della domanda. Il tasso medio di saturazione OTA stimato per gli alloggi recettivi prenotati online sfiora il 59%, in aumento di 10,8 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La nostra penisola appare la meta favorita rispetto a Spagna, 54%, e Francia, 41%. La settimana ferragostana è il momento più caldo, tasso di saturazione previsto 65,5%. La montagna vince sulle destinazioni balneari. Il pieno nelle località montuose si avvicina all'80%, mentre per spiaggia e mare si tocca il 74,3%. Bene anche i laghi, 71,9%, mentre nelle città d'arte e nei paesaggi culturali il riempimento si ferma al 56%. L'analisi per tipologia di ricettività nella settimana 10-16 agosto conferma presenze più massicce nelle strutture come hotel, B&B e agriturismi, con un incremento di 8,6 punti percentuali rispetto al 25, mentre gli affitti brevi, case vacanze e appartamenti si attestano a 4,5 punti in più. L'analisi territoriale evidenzia una dinamica più favorevole nelle aree del nord-est e dell'arco alpino. Tra le più gettonate la provincia autonoma di Trento, Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia. Buoni anche i risultati per Sardegna, Emilia Romagna e Marche. Uno sguardo ai piccoli comuni conferma anche
una crescita da queste parti. Nel primo semestre del 26 gli arrivi registrati nei borghi sono il 5,3% in più. Qui vincono soprattutto la Calabria, più 12% in termini appunto di presenze, l'Abruzzo più 10,9%, il Piemonte più 9,8%. A contribuire, secondo i rapporti, anche l'offerta delle sagre. Con oltre 20.000 eventi annuali attraggono 48 milioni di visitatori, generano 2,1 miliardi di euro di indotto, impiegano circa 10.500 occupati. E per settembre le prenotazioni per il mese prossimo, secondo Federturismo Confindustria, crescono del 15,8%. La stagione delle vacanze, insomma, si allunga, ladies and gentlemen. E insomma, dai, tutto sommato è un buon lavoro. Allora, caro, il 15 lavoro di notte faccio uno di quei lavori sottopagati, sempre sia lodato Landini, che gli italiani non vogliono più fare, ma grazie a Dio almeno questo poco c'è. Mary, questo è un messaggio che trasuda di dignità. Io ti auguro buon lavoro e soprattutto, insomma, di conservare la dignità di questo lavoro che tu fai. È un abbraccio grande. Walter, ciao Antonino, gradirei che Salvini parlasse anche di riduzione delle tasse, magari abbassando l'IRPEF regionale nelle regioni con un residuo fiscale pesante. Subito dopo evidenziasse la differenza tra l'IRPEF versata dai lavoratori stranieri e il costo degli stessi, siamo intorno ai 30 miliardi. Bollo auto in Lombardia, aumentate lo sconto a chi paga con addebito diretto, portarla al 30%. Ma io lo abolirei proprio il bollo dell'auto, detto tra noi, perché francamente non vedo il motivo di pagarlo, atteso anche che quando si viaggia... Guardate, io quando sono tornato da Levanto, o comunque quando sono andato a Levanto, ho notato una cosa, facendo la statale dei Giovi da Tortona ad arrivare fino a Busalla, e poi nei paesuzzi, autovelox ovunque. Limiti di 50 all'ora su rettifili che tu dici, ma per quale motivo io devo tenere i 50 all'ora? Non c'è nessuno ed è un rettifilo. Sti giochini anche no. E volete pure il bollo? Per rifarvi la fontana in piazza, mi mettete l'autovelox per rifarvi la fontana in piazza. E poi però devo anche pagare il bollo allo Stato. Ma che cosa? Ma stiamo scherzando? Ma, insomma, io continuo a essere favorevole alla sua abolizione. E se il turismo va bene, un po' meno va l'accoglienza in quel dell'urbe, buona gente. E poi ci fermiamo, dopodiché chiudiamo con i rimpatri dalla Germania dopo il Qui Parlamento, la canzone delle 10, il Qui Parlamento, abbiamo Ingrid Bise, apriremo il telefono. Andiamo a vedere il tempo. Allora, il Tempo ha fatto questa inchiesta, no? Da Grok e ChatGPT, Tour delle Meraviglie a Roma, Giulia, che è l'intelligenza artificiale del Comune di Roma, ti porta solo a tavola. Ci siamo finti turisti stranieri, usato 3 tipi di intelligenza artificiale. Ecco i risultati. Roma da scoprire o soltanto da mangiare? Ne scrive la collega Damiana Verucci. Vuoi sapere dove mangiare in zona Colosseo Trastevere vicino ai principali monumenti? Chiedi a Giulia, l'intelligenza artificiale targata Gualtieri. Andiamo a pagina 14, eccola qua. Olè, che ti stilerà un elenco dettagliatissimo di ristoranti con tanto di numeri di telefono, neanche fosse una guida enogastronomica. Così come se le chiedi un itinerario tipo di 4 giorni per visitare Roma, ti descriverà i soliti monumenti segnalando i link e i numeri da chiamare per comprare i biglietti. E serviva Giulia, costata ben 8 milioni di euro tra investimenti iniziali e gestione futura, per sapere che il Colosseo ha un sito e un numero di telefono? In effetti, ci aspettavamo sinceramente molto di più. Invece, mettendola alla prova e confrontandola con le cugine ChatGPT e Grok, ci siamo resi conto che Giulia è ferratissima su ristoranti e altri luoghi dove mangiare, decisamente meno nel proporre a chi non conosce Roma dove andare, come passare il tempo, quanto spendere, cosa fare e cosa non fare. Chiediamo allora a tutte e 3 le intelligenze artificiali di stilarci un itinerario di 4 giorni per un turista straniero cinquantenne, che trascorrerà la propria vacanza nella capitale a Ferragosto. Del resto, sempre più visitatori si servono dell'intelligenza artificiale per programmare le loro ferie, lo sanno bene le agenzie di viaggio, che stanno accusando anche da ciò un duro colpo al loro fatturato.
meno 60% di introiti sulla scorsa estate. Ecco, quando vi dico che cambierà il mondo come lo viviamo e come sarà per i prossimi 50-60 anni. Queste sono, lasciamo stare Giulia che è un prodotto del Comune di Roma, ma Grok e ChatGPT, che sono prodotti di aziende private che però con questo strumento stanno rovinando un intero comparto che è quello delle agenzie di viaggio. E che si fa? La prima risposta di Giulia comunque fa già sorridere, perché sembra essere stata programmata su un soggiorno di 3 giornate, nonostante noi ne abbiamo chieste 4. Ma come? Uno dei cavalli di battaglia di questa amministrazione non è proprio quello di aver prolungato la permanenza media dei turisti a 4 giorni, invece dopo anni di 2,8? E invece il chatbot del Campidoglio ci fornisce idee per sole 72 ore? Qualcosa non torna, ma andiamo avanti superando questo iniziale impasse. Ecco la lista dei monumenti da visitare che più classici non esistono, con i numeri di telefono da contattare per conoscere orari e costo dei biglietti, e giù subito l'elenco dettagliatissimo di posti dove mangiare con tanto di contatti telefonici. In qualche caso questo elenco diventa più lungo di quello dei monumenti e dei luoghi iconici di Roma. Pubblicità a pagamento? Di certo gli altri 2 chatbot che abbiamo interpellato non fanno nomi di ristoranti e locali, ma in qualche caso si limitano a suggerire le zone dove mangiare o i piatti tipici della cucina romana. Come fa ChatGPT, che suggerisce anche come godersi il centro storico al meglio, a che ora è preferibile visitare quel sito per non incontrare troppa gente, le 12 cose da non perdere, le aperture serali straordinarie in estate, come il Pantheon. C'è anche la possibilità di prepararti una versione pratica del viaggio, indicando persino la stima del budget di spesa. Tutte informazioni che Giulia non prende neanche in considerazione a una nostra prima domanda. Grok, ideato nel 23 da Elon Musk, risponde più lentamente, ma tira fuori dal cappello a cilindro il suggerimento di Ostia per passare una giornata alternativa in spiaggia o in uno degli stabilimenti. Anche questo ci saremmo aspettati da Giulia, in tutta sincerità, alla faccia della tanto decantata delocalizzazione turistica necessaria per spostare i milioni di stranieri dal centro storico e dirigerli altrove. Slurp. Sono le 10:15, noi andiamo in pausa, ci ascoltiamo una gran bella canzone che ora vi dico pure qual è, e cioè Fabrizio De André, Quello che non ho, del 1981, e poi Ingrid Bisa per il Qui Parlamento. Vai pure Andrea, grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito. Qui Parlamento. Qui Parlamento. Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Molteni, ministro Nordio. Con il provvedimento oggi all'esame dell'Aula il Governo dimostra ancora una volta una qualità che lo ha contraddistinto sin dal primo giorno, la capacità di trasformare gli impegni assunti con gli italiani in azioni concrete. Questo decreto non è soltanto un atto tecnico di recepimento del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, è la dimostrazione che oggi l'Italia non subisce più le politiche migratorie europee, ma contribuisce a definirle e le attua mettendo al centro la sicurezza nazionale, la legalità, il rispetto delle regole. Per troppi anni abbiamo assistito a governi che consideravano l'immigrazione irregolare come una regola, quasi fosse un fenomeno da gestire passivamente. Noi abbiamo scelto una strada diversa. La Lega ha sempre combattuto l'immigrazione irregolare. Abbiamo scelto di governare i flussi, abbiamo scelto di distinguere con chiarezza chi ha diritto alla protezione internazionale da chi tenta di entrare illegalmente nel nostro paese.
Abbiamo scelto di riaffermare un principio semplice ma fondamentale. Entrare in Italia non è un diritto automatico, ma avviene secondo regole ben stabilite. È esattamente questo il senso dell'azione di questo governo e ringrazio in particolare l'attività del sottosegretario Molteni al Ministero dell'Interno e del sottosegretario Ostellari al Ministero della Giustizia, che sono sempre attivi e collaborano in questa materia. Un'azione che in questi anni ha prodotto risultati concreti. Penso agli accordi internazionali stipulati con i paesi di origine e di transito, penso alla lotta senza precedenti contro i trafficanti di esseri umani, penso al rafforzamento dei controlli alle frontiere, ma penso soprattutto al cambio di paradigma che questo governo ha imposto anche all'Europa. Per anni l'Italia è stata lasciata sola. Oggi invece il tema della difesa delle frontiere esterne dell'Unione è diventato finalmente una priorità condivisa. È anche grazie alla determinazione del governo italiano, alla presenza costante della Lega su questa tematica, se oggi il patto europeo riconosce la necessità di procedure più rapide, controlli più efficaci e strumenti comuni per contrastare l'immigrazione irregolare. Il decreto in esame traduce principi in norme operative. Non si tratta di misure ideologiche, si tratta di strumenti di buon senso, perché uno Stato serio deve sapere chi entra nel proprio territorio, deve sapere da dove proviene, deve sapere se ha diritto alla protezione internazionale oppure no, deve essere in grado di eseguire rapidamente i rimpatri quando il diritto a restare non esiste. Questa è legalità. Ed è esattamente ciò che i cittadini italiani ci chiedono. La sinistra continua a descrivere ogni misura di controllo come una limitazione dei diritti. Noi diciamo invece che non esistono diritti senza regole, perché la prima forma di tutela della dignità umana consiste proprio nel combattere quelle organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione delle persone. Ogni barcone organizzato dagli scafisti rappresenta un enorme business criminale. Ogni viaggio della speranza mette a rischio vite umane. Contrastare l'immigrazione illegale significa anche salvare vite. Ma il decreto dimostra anche un'altra caratteristica dell'azione della maggioranza. Non ci limitiamo a rafforzare la sicurezza, rendiamo più efficace anche l'apparato amministrativo e giudiziario. Sono previste nuove sezioni dedicate alle procedure di frontiera, il potenziamento delle commissioni territoriali con personale aggiuntivo e l'istituzione di uffici per il processo specializzati, così da accelerare la definizione delle pratiche e ridurre i tempi di risposta. Legalità e efficienza procedono insieme. Sicurezza e garanzia non sono in contrapposizione. Questo è il vero equilibrio che si sta costruendo. Ed è questo l'approccio che abbiamo seguito in tutti i provvedimenti approvati in questi anni. Ogni provvedimento si inserisce in una strategia coerente, una strategia che ha un obiettivo preciso: difendere i confini dello Stato, governare i flussi migratori, combattere l'immigrazione clandestina e garantire accoglienza a chi ha realmente diritto alla protezione. Questa è la differenza tra chi governa e chi fa propaganda. La propaganda promette, il governo realizza. La propaganda parla, il governo decide. La propaganda rincorre gli eventi, il governo li governa. L'Italia è tornata a difendere con autorevolezza i propri interessi, è tornata a far sentire la propria voce in Europa. Sull'immigrazione irregolare si può sicuramente fare di più, ma tanto è stato fatto e la Lega sarà sempre, come sempre è stata, in tutte queste battaglie, parte attiva per contrastare l'immigrazione clandestina. E tutto questo è stato possibile grazie a questa maggioranza di centrodestra. La fiducia a questo governo non rappresenta soltanto l'approvazione di un testo normativo, rappresenta la conferma di una scelta politica chiara. È un ulteriore tassello di una strategia di questo governo che sta portando avanti dall'inizio della legislatura per restituire allo Stato il controllo dei flussi migratori e riaffermare il principio della legalità. In questi anni il governo ha adottato numerosi provvedimenti che hanno profondamente innovato la politica migratoria italiana.
penso al decreto Cutro, penso al decreto Flussi, penso al decreto che ha rafforzato i rimpatri e la disciplina dei paesi sicuri, penso ai decreti sicurezza, e la Lega ha sempre messo le proprie competenze e valori in queste materie e in questi provvedimenti. Oggi l'Europa parla di rimpatri, di procedure accelerate, di paesi sicuri e di responsabilità comune nella gestione di flussi, anche grazie all'impulso determinato dall'Italia e dalla Lega. Il decreto che stiamo approvando si inserisce perfettamente in questa visione, non affronta l'immigrazione con slogan o con approcci ideologici, la affronta con regole chiare, procedure più rapide, strumenti di identificazione più efficaci, maggiore cooperazione tra le autorità e una migliore organizzazione della macchina amministrativa e giudiziaria. È questa la differenza tra chi ha governato l'immigrazione subendola e chi oggi invece la governa con responsabilità, equilibrio e determinazione. Ed è per queste ragioni che oggi rinnoviamo la nostra fiducia a questo governo. Grazie. Grazie deputata Bisa. Qui Parlamento. E allora, alle 10, 13 minuti e 25 secondi, un'ultima cosa che vi voglio leggere qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa. Le ONG tedesche, si legge su Il Giornale, hanno portato 25.233 clandestini sulle coste italiane. Per il Viminale hanno recuperato l'82% delle persone soccorse in mare in 4 anni. L'organizzazione non governativa più attiva, organizzata con una rete di sedi in Germania, Francia, Italia e Svizzera, è SOS Mediterranea. La sua ammiraglia Ocean Viking, che batte bandiera norvegese, ha trasportato in Italia da gennaio 762 migranti. Dall'inizio del governo Meloni è la prima della classe con 6.007 sbarchi. Da gennaio i secondi della classe sono gli spagnoli di Proactiva Open Arms. La loro nave Solidaire, batte bandiera tedesca, ha recuperato 663 migranti sbarcandoli in Italia. In tutto, dall'ottobre del 2022 ci hanno portato 2.732 persone in movimento, come sostengono i talebani dell'accoglienza. Ma adesso senti Andrea, io adesso tolgo la condivisione schermo e metto la webcam in modo tale che così, eccolo qui, eccomi qua, momento che tolgo, fatto, e ritorno visibile, il telefono è aperto 0292947222, facciamo quest'ultima tornata di telefonate con il sottoscritto per quest'ultima rassegna stampa. Intanto voglio salutare tutti gli amici che ci hanno seguito nel corso di questi anni, sia sulla pagina Facebook della radio che sulla pagina Facebook della Lega. Salvini Premier, allora, chi è che mi scrive questi 3 punti? Fabio da Vercelli. Ciao Antonino, ne approfitto della tua ultima condizione per scrivere 3 punti. Uno, gli stessi che danno contro a Salvini, detto dalle cronache dei giornali, sono gli stessi che quando c'era da salvare la Lega si sono nascosti, condivido. Sono gli stessi che quando erano attaccati in epoca Covid con richiesta di arresto e dimissioni, vero Fontana, sono stati difesi dal segretario. Sono quelli che con le loro spinte hanno fatto entrare il partito nel governo Draghi, facendo sì perdere consenso. Adesso questa fronda cosa vorrebbe? Quando la Lega era un partito prettamente nordista non ha mai fatto nulla per i territori che rappresentava, se non gridare ma portando a casa zero. Se tanto smaniano vadano col nord di Grimoldi, quello che dice di rappresentare i Cumenda, e quindi chiedere più manodopera straniera, salvo poi a cose fatte venire attaccati dagli stessi giornali che adesso li usano contro Salvini. 2. Il ponte serve e lo scrivo da elettore nativo del profondo nord. Continuare a prendere le parole del WWF rilanciate dal Fatto fa solo ridere, visto tutti i soldi che sono già stati spesi per tenere ferma l'opera, e lo dico da ingegnere. Quindi non è che sta parlando il primo della bocciofila che passa, con tutto il rispetto della bocciofila. 3. Da dopo il Covid in Piemonte sul Lago Maggiore, boom di scandinavi e inglesi, quindi i dati paiono essere veri. A Ferragosto dovrei andare in bici. Per il resto un grande arrivederci e, come dici tu, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Fabio Vercelli, stai tranquillo che viene. Abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là?
Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Eccolo l'immenso, buongiorno. No, caro, l'immenso sei tu tra me e te. Di panza di niente. sicuro. Ok, sì, va bene. Allora, innanzitutto ti auguro ogni bene. Grazie. Ok? Ti auguro veramente ogni bene perché sei una bella persona, non è una leccata, è assolutamente no. Sei una bella persona vera e questo è in un mondo dove è pieno di falsi, perché dal Covid in poi è tutto peggiorato a livello sociale. E non parlo di statistiche, parlo di approccio delle persone verso gli altri. Ma Marco, Allora, tu lo sai meglio di me, la radio, il microfono è il giudizio di Dio, cioè il microfono non è amico tuo quando parli alla radio, per cui il microfono ti restituisce a chi ascolta esattamente come sei, la voce non mente mai. Per cui ti voglio dire, io ho offerto sia a chi mi ha stimato, sia a chi mi ha disprezzato nel corso di questi anni, così come io sono, cioè non è che sono un personaggio costruito, anche perché se io fossi stato falso o costruito, ve ne sareste accorti subito, perché il microfono mi avrebbe sputtanato immediatamente. E tu lo sai bene perché hai fatto la radio come me, certo, quindi voglio dire. Infatti, e allora? infatti è per questo, avendo fatto radio, capisco lo strumento mediatico a tutto tondo, nel senso di alleggerimento delle cose della giornata, come invece di approfondimento, come quelle che fai tu, come quelle che fanno tutti gli altri colleghi di Radio Libertà. Allora, una considerazione sull'immigrazione, ok? Prego. Facciamo cose veloci Sì. perché dopo mi rendo conto di essere lungo. In tutti questi anni, da quando c'è stata l'invasione, tutte le norme che erano state stabilite per dare delle regole sono state stravolte. Cioè la nave batte bandiera tedesca, chi raccoglie dovrebbe andare in Germania. Questo non è stato fatto perché è stato voluto che l'Italia venisse riempita. Quindi chi parla oggi di Italia che non aiuta, assolutamente sa che mente. Poi per quanto concerne brevemente il ponte, ma nessuno ha fatto i calcoli di quanto ci è costato in termini ambientali il traghetto, cioè i traghetti che fanno la spola da una parte all'altra dello Stretto di Messina, sono costati dal punto di vista ambientale. Quindi si fanno i conti di quanto può costare a livello ambientale il ponte, ma nessuno ha fatto il conto di quanto ci è costato a livello ambientale il continuo andiriviene dei traghetti, oltre che in termini di tempo, perché se il ponte in un quarto d'ora tu lo attraversi 20 minuti, fai pure mezz'ora, quanto ci si impiega con i traghetti? Un paio d'ore? Appunto. Da No, quanto il discorso è questo, è che tu perdi tempo nell'aspettare nei piazzali quando è tempo di, come si dice, quando è tempo di traffico, di esodo. È la prima cosa. La seconda cosa, col ponte lo attraversi in circa 10 minuti. Il traghetto più veloce, solo la traversata, sono 20 minuti, però tu ci devi arrivare al piazzale, il biglietto lo devi fare. Ora vabbè, Certo. si può fare online, quello che vuoi. E poi dopodiché ti devi incolonnare e aspettare il tuo turno. Tante volte capita che tu arrivi nel piazzale e la nave non c'è e devi stare là ad aspettare. Sai quante volte mi è successo? Appunto, è per quello che te l'ho chiesto, perché tu sei uno che va su e giù e quindi sai sicuramente meglio di uno di Mantova che non c'è mai stato, uno di Sondrio, di Varese o di Vicenza o anche di Firenze che non c'è mai stato e che magari ci viene a dire che il ponte per tante ragioni è meglio che non si faccia e vanno bene i traghetti. Comincia a farteli tu con i traghetti e poi ne parliamo. Che tu sia in treno, che tu sia in macchina, devi aspettare di essere imbarcato. Esatto. E poi di essere sbarcato anche, perché c'è anche il treno, tra l'altro, non ne parliamo perché le manovre che deve fare per imbarcare sulla nave Dio solo lo sa, lasciamo perdere. Esatto, e quindi chi parla oggi di che il ponte non si deve fare sa che mente dal suo punto, proprio da quest'ultimo punto di vista. Ultima cosa, i fisici delle donne, ok? Semplicemente quello che ci viene detto è un altro modo, piano piano, magari sarò io complottista, per introdurre l'Islam. Sì, è effettivamente un'islamata, cioè io non devo guardare, non devo inquadrare il culo della ragazza che sta facendo
il salto carpiato. Ma se fai il salto carpiato è normale che si avvolge su se stesso e il culo appare in diretta TV. E allora? Ma anche le podiste che corrono, o le maratonete, o comunque chiunque fa sport. Persino Allora, le se vogliamo pugili hanno guardare le tette, ragazze che addirittura fanno hanno pallavolo, il reggipetto rinforzato, le pugili. Quindi. Ecco, quindi anche le pallavoliste che si mettono in attesa della palla quando tu lanci. Le inquadrano da dietro, ma per farti vedere anche dal fondo quello che lancia la palla dall'altra parte, che traiettoria fa. Ma se vogliamo essere maliziosi, non c'è niente di peggio dell'Islam. Basta, a posto. Ti auguro ogni bene e a presto, ok? Speriamo di ritrovarci in qualche modo. Grazie mille Antonino, lascio spazio agli altri. Ciao. Grazie Marco. Lisetta al telefono, pronto? Buongiorno signor Tonino, prima cosa auguri per il suo nuovo lavoro. Grazie. Poi seconda cosa volevo parlare di Vannacci. Io vado sempre fuori tema perché anche quando andavo a scuola. Comunque Vannacci, signor Tonino, cita ancora purtroppo la 10ª Mass e urla me ne frego, perché l'ho sentito con le mie orecchie, ma non parla alla nostalgia, bensì alla paura secondo me. Perché, signor Tonino, dopo i richiami ancora alla 10ª Mass e l'uso frequente di espressioni del ventennio, Vannacci ha definito come badogliani i parlamentari del centrodestra che non avevano seguito le indicazioni del proprio schieramento. Questo, signor Tonino, non è una parola neutra secondo me, in quanto era utilizzata, mi sembra, come sinonimo di traditori dei fascisti della RSI. Esatto. È bene ricordare che le formazioni, signor Tonino, partigiane cosiddette badogliane, formate prevalentemente, mi sembra, da liberali e monarchici, parteciparono attivamente alla resistenza contro il nazifascismo. A Roma, inoltre, combatteva il fronte militare clandestino guidato dal colonnello del Genio, medaglia d'oro al valor militare Giuseppe Cordero di Montezemolo, trucidato alle Fosse Ardeatine. Anche le forze armate italiane combatterono dopo l'armistizio al fianco degli alleati nella guerra di liberazione. Termino. Rende dunque offensivo usare il termine badogliani come insulto, come ha fatto Vannacci. Nient'altro, io saluto di nuovo e buon nuovo lavoro. Grazie. Per quanto riguarda Vannacci non ragioniamo di lui, ma guardiamo e passiamo, perché francamente uno che guarda all'Italia del 1935-40, ma di che cosa stiamo parlando? Noi dobbiamo guardare all'Italia del 2100. C'è un audio, lo mandiamo in onda per favore, Andrea, grazie. Dear Antonino, I'm sure that the best is yet to come for you. Che cravatta metterai nel nuovo ufficio? Luciana da Muggio, grata per tutto quello che ha avuto da te. Ciao. Metterò una cravatta batik di seta batik del 1975 che è appartenuta a mio padre. Poi, visto che tu sei tra i miei contatti Facebook, vedrai la fotografia lunedì 17. Ok, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Sì, pronto? Mi sente? Ciao Gino. Buongiorno Antonino. Io non ho una voce radiofonica, però purtroppo il mio tallone d'Achille è una faringolaringite che mi porto da tanti anni. Ma a prescindere da questo, quello che ho sentito ora parlare dei badogliani, Vannacci, la storia è storia però, non dobbiamo dimenticarla. Quando si parla del 25 aprile ci si dimentica sempre che più di 8.100 soldati italiani nella guerra di liberazione sono morti per liberare questa penisola, questa Italia. Ecco, questa è storia e non dobbiamo mai dimenticarlo. Non solo i partigiani, gli americani, gli inglesi, i polacchi, anche 8.100 e passa soldati italiani sono morti per la guerra di liberazione. Esatto. Un'altra considerazione mia personale. Passavo per andare a Tor Vaianica, sai, non puoi andare dritto, devi girare verso Pratica di Mare, devi girare ancora prima di Pratica dell'aeroporto e c'è la strada dove credo che abita il Ranucci. Insomma, c'erano
camionette dell'esercito italiano. Questo mi è un po' sì, va bene, lo proteggono, devono proteggere anche a lui, per carità, però poveri soldi miei, povere tasse mia. Grazie Antonino, auguri per il nuovo incarico, grazie. Grazie ancora. Ultima telefonata, pronto, chi è là? Allora chiudiamo in bellezza, Antonino. Direi, caro Peno. Fatto in tempo, dai, ci tenevo a salutarti, ringraziarti per la compagnia che mi hai fatto, che hai fatto tanta gente in questi anni, con la tua simpatia, la tua professionalità e il tuo modo di fare radio. Io ti devo solo ringraziare perché mi hai tenuto tanta compagnia e mi mancherai così non sentirti per radio. Sicuramente ci sentiremo per vie traverse, però ti auguro con tutto il cuore un bel futuro, che riesci a realizzare delle belle cose perché hai la stoffa, hai il carattere, hai l'intelligenza e sei la persona molto preparata. Io Antonino ti voglio bene, ti saluto e ti ringrazio ancora. Va bene? Pure io. Grazie. Ci sentiamo, Ciao Antonino, Aleghe, Grazie. ciao. Un abbraccio. Ultima telefonata, pronto? Chi è là? Sono io? Sì, Walter. Ciao Antonino, vabbè, io mi unisco e mi accodo a tutti i precedenti augurandoti il meglio dello strameglio. Un rimprovero voglio farti, che ce l'ho qui sulla punta della lingua da qualche anno. Durante il periodo Covid, una mattina, mentre in questo periodo proprio allo stano, mentre facevi la rassegna stampa, di fronte al rifiuto di Djokovic di vaccinarsi per partecipare ai campionati australiani di tennis, tu lo definisti un omuncolo. Ecco, quella roba lì ce l'ho ancora qua, nel senso che per me invece Djokovic, visto che anch'io sono uno che non ha aderito alla campagna vaccinale per motivi non etici, tecnici, nel senso che io seguivo i bollettini dell'Istituto Superiore di Sanità, ascoltavo Maurizio Bolognetti che riportava delle statistiche in modo molto chiaro e preciso, e quindi feci quella scelta ed ero consapevole che la scelta di non vaccinarsi obbligatoriamente, attenzione, cioè se uno lo voleva fare, per carità di Dio, fosse la scelta giusta, e tu lo definisti un piccolo uomo. Ecco, l'unica cosa che ti devo rimproverare, questo è un tema di amicizia degli adulatori, di quelli che invece ti dicono le cose che anche magari non sono così carine. È l'unica cosa che ti devo rimproverare, per il resto invece ti devo solo ringraziare e ti seguirò su Facebook come sempre. Ciao, grazie, punti di vista mio caro, furono punti di vista. Benissimo, ultimissima telefonata, pronto, chi è là? Ciao, sono Ornella. Ornella cara. Volevo salutarti e ringraziarti per tutto quello che ho imparato da te, nonostante io abbia il doppio dei tuoi anni, che sei una bellissima persona, di un'intelligenza eccezionale, e ho imparato tantissimo. Ti auguro felicità e ogni bene. Ciao, tanti auguri. Grazie ancora, grazie. Allora, noi abbiamo finito, le 10:30, ci salutiamo con i Romance, Un momento di più del 1974. Avrei voluto restare un momento di più, ma non posso. Ci ritroviamo alle 12 con Capitaneria di Porto. Grazie a tutti e non dimenticatelo, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, a più tardi. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che